Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Sgominata la baby gang che seminava il terrore a Palermo, arrestati e collocati in una comunità di recupero 5 giovanissimi che lo scorso dicembre picchiarono a sangue 4 persone in centro. Bracciante tunisino ucciso durante una rissa tra connazionali a Pachino, si cercano l'omicida e l'arma del delitto. Alla Croce Rossa la gestione dell'hotspot di Lampedusa, l'impegno su condizioni sanitarie e trasferimento dei migranti per allentare l'emergenza. Da Harrison Ford a Johnny Depp, i divi di Hollywood al Taormina Film Fest, in programma dal 23 giugno al 1 luglio. Calcio, il Catania congeda Ferraro, scatta la caccia al nuovo allenatore. Brunori prolunga il contratto con il Palermo. Ancora ben trovati da Sicilia 24, si cerca ancora il responsabile dell'uccisione del tunisino, un trentenne tunisino che sarebbe morto in seguito a una rissa tra connazionali. Non si sa ancora bene come siano state provocate le ferite al torace, se con un coltello o una bottiglia. Noi andiamo appunto a Pachino con Francesco Aloi. Dalle immagini di queste telecamere potrà uscire il volto dell'omicida. La vittima, un trentenne tunisino, Mansour Haitam. Il suo corpo trovato nella notte dai residenti qui in via Garibaldi a Pachino. Siamo in pieno centro. Sono arrivato io alle 9 per aprire il negozio e ho visto un po' di confusione. Ci sono macchine dei carabinieri che hanno bloccato le strade. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati carabinieri e 118, ma l'uomo era già esanime. Secondo chi indaga, l'omicidio potrebbe essere scaturito da una rissa tra due gruppi di tunisini. Sulla scena del crimine, i militari del SIS isolano le tracce di sangue sull'asfalto. Si cerca anche l'arma del delitto, non ancora trovata. Potrebbe essere un coltello o una bottiglia di vetro. Per le vie del paese, intanto, tra i residenti si parla di allarme sicurezza. Chiedono più controlli, soprattutto nelle ore notturne. Tutte le sere qua ci si casino, ubriacano. Non c'è nessuno che controlla, siamo rovinati. Qua vicino abbiamo una piazzetta che una volta era Piazza Colonna, adesso è la Piazza della Birra. Dobbiamo preoccuparci a uscire con i bambini. Chiedete più controlli? Assolutamente sì, soprattutto dopo le 8 di sera. È necessario che qui ci sia qualche controllo, vigili, carabinieri, polizia. Risse e spaccio qui preoccupano tutti, ma c'è anche chi preferisce non parlare. E sull'omicidio gli inquirenti mantengono massimo riservo. E adesso il tema della movida violenta, collegato peraltro anche a quello della movida violenta creata da giovanissimi. È stata fermata a Palermo una baby gang che seminava davvero il terrore. 15 ragazzi, 5 di questi sono stati condotti in una comunità di recupero, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Manlio Viola. Sarebbero componenti della banda che terrorizza le notti di via Candelai a Palermo. La Polizia di Stato, su delega della Procura del Tribunale per i minorenni, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare e collocato in comunità di recupero 5 ragazzi appartenenti ad una baby gang, tutti accusati di lesioni aggravate in concorso. Altri 10 giovani sono sotto indagini per vari episodi di violenza che hanno turbato la movida in città. La violenta aggressione al centro di questa indagine è avvenuta per motivi futili lo scorso 4 di dicembre proprio in via Candelai, una delle strade della movida del centro città. 4 persone sono state picchiate anche con l'uso di tirapugni, tutti maggiorenni gli aggrediti, e sono state portate in ospedale. Per loro prognosi di 40 giorni, alcuni hanno riportato anche fratture alla mandibola e trauma cranico, e in un caso si è reso necessario un intervento chirurgico maxillofacciale con l'applicazione di una protesi. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza sono stati identificati i componenti della baby gang, circa 15, in cui 2 maggiorenni denunciati alla procura. Gli autori del violento pestaggio sono stati identificati anche grazie alle foto fatte dagli stessi aggrediti, dall'analisi dei cellulari, dai tabulati telefonici e dai profili social dei componenti della banda. Sono state inoltre eseguite perquisizioni e sequestri di apparati radiomobili a carico di altri 8 minorenni indagati per il medesimo reato, ma non destinatari di questo provvedimento restrittivo. Non si tratta di una vicenda isolata. Nelle 2 principali zone della movida palermitana, ovvero ai Candelai e nella zona di Piazza Sant'Anna, non passa settimana senza che si registrino episodi di violenza, risse e rumorose discussioni a notte fonda.
seconda. Nella zona pedonale di via Macheda, poi oltre i 4 canti in direzione della stazione centrale, sono invece frequenti i furti e le rapine improprie ai danni dei passanti. Anche per questo il comune punta a spostare altrove la movida e a circoscrivere le aree aumentando i controlli. La direzione investigativa antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca beni per un valore complessivo di 6 milioni di euro emesso dal Tribunale di Trapani nei confronti di Nicolò Clemente, un imprenditore del settore edile ritenuto contiguo al clan mafioso di Castelvetrano guidato dal boss Matteo Messina Denaro. Nel luglio 2018 Clemente è stato sottoposto a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palermo, a seguito della quale è stato poi condannato a 15 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso. La confisca ha riguardato l'intero capitale sociale e del complesso aziendale di 2 imprese attive nella produzione e nel commercio di conglomerati cementizi e dei lavori edili, in genere 35 beni immobili e 32 beni mobili. Cambiamo decisamente argomento e andiamo a Lampedusa. Da qualche giorno la Croce Rossa Italiana ha avviato la gestione del centro di prima accoglienza, che cambia decisamente volto con l'arrivo di organico professionalmente preparato. Luca Ciliberti. L'hotspot di Lampedusa cambia volto. Il centro accoglienza più trafficato d'Europa dal 1° giugno è in gestione della Croce Rossa Italiana, che ha già riorganizzato il sistema di accoglienza e gestione dei migranti. Le immagini di migliaia di uomini, donne e bambini ammassati nella struttura delle isole Pelagie, progettata per contenerne ed accoglierne a regime qualche centinaia, dovrebbero essere solo un ricordo. Con oggi i lavori di ristrutturazione e di riorganizzazione del centro sono ormai al termine, sono stati potenziati i servizi igienici, sono stati aumentati i servizi all'interno del centro con i posti mensa, la cucina, eccetera. La Croce Rossa Italiana, che gestirà il centro secondo il protocollo firmato con il Ministero dell'Interno, ha presentato oggi tutti gli interventi messi in atto nel corso di una conferenza stampa a Lampedusa, alla presenza del commissario governativo all'emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti, al direttore delle operazioni emergenze e soccorsi della Croce Rossa Italiana Ignazio Schinto e al responsabile dell'unità operativa migrazioni della Croce Rossa Italiana Francesca Basile. Sono stati aumentati anche chiaramente l'organico, un organico professionalmente preparato ed è importante proprio questo nell'accoglienza primaria, cioè le persone, i migranti quando arrivano hanno necessità di conoscere quali sono le regole e soprattutto quali sono i diritti e i doveri di questo paese. Aumenteranno i trasporti per favorire gli spostamenti degli ospiti del centro, saranno migliorate le condizioni sanitarie con la realizzazione di nuovi servizi igienici in aggiunta a quelli esistenti che saranno ristrutturati, ma soprattutto sarà aumentato il personale di supporto all'emergenza, infermieri, mediatori culturali e psicologi, fondamentali per le persone maggiormente vulnerabili come donne e bambini provati dai traumi dei viaggi della speranza. Attualmente nel centro accoglienza si trovano poche decine di migranti, le traversate sono state rallentate dalle avverse condizioni del meteo, ma la situazione potrebbe peggiorare repentinamente con un'ondata di profughi, forse 900.000, paventata proprio dalla premier Giorgia Meloni, legata alla situazione in Tunisia. Ieri la giornata mondiale della sicurezza alimentare. Proprio ieri i NAS dei Carabinieri hanno effettuato controlli e sequestri, in particolare a Catania. Il pericolo corre da carne a gamberi, si parla appunto di cibi etnici. Natale Bruno. Carni a rischio peste suina importate dalla Romania e gamberi della Louisiana altamente infestanti dell'ecosistema. Sono le nuove frontiere da combattere per i cibi sicuri ed evitare contaminazioni globali. Lavori straordinari per i carabinieri del NAS di Catania e il nucleo antisofisticazione in occasione della giornata mondiale della sicurezza alimentare, iniziativa istituita nel 2019 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla FAO e dal Ministero della Salute. Il controllo più importante ha riguardato l'importazione di carni suine provenienti dall'estero in ottemperanza di una direttiva sulla prevenzione della peste suina particolarmente diffusa soprattutto in Calabria. I militari hanno controllato un mezzo adibito al trasporto di alimenti riconducibile a un'agenzia commerciale rumena con sede logistica a Catania. Al termine degli accertamenti effettuati anche con gli esperti del Dipartimento Veterinario dell'ASP, sequestrati 1.500 kg di carne per un valore di 30.000 euro di origine suina provenienti da zone estere soggette a restrizione destinati a grossisti siciliani e introdotti nel
nel territorio nazionale in violazione dei regolamenti comunitari. Il responsabile romeno dell'agenzia commerciale è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Sempre in provincia di Catania è stata sequestrata un'attività commerciale all'ingrosso di alimenti etnici costituita da un capannone prefabbricato di tipo industriale. All'interno di celle frigorifere sono state rinvenute 25 tonnellate di prodotti prevalentemente ittici importati illegalmente in cattivo stato di conservazione in considerazione delle gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali rilevate in tutti gli ambienti e della copiosa presenza di escrementi di topi. Rinvenute specie ittiche alloctone vive, gambero della Louisiana, di cui non è consentito il commercio nel territorio europeo, per cui è stato avviato l'iter per l'immediato abbattimento e lo smaltimento. Denunciato un cittadino extracomunitario di origine cinese, titolare dell'attività. Il valore della struttura equivale a 1 milione di euro e quello degli alimenti in sequestro a 500.000 euro. I NAS hanno anche sequestrato 4.000 kg di alimenti etnici del valore di 50.000 euro, prevalentemente vegetali confezionati su pallet senza alcuna indicazione commerciale attestante la rintracciabilità, rinvenuti in un deposito abusivo di alimenti di Catania, dove all'atto del controllo era in corso il carico di derrate alimentari sui autoveicoli di commercianti privati. Sospesa l'intera attività, il valore della struttura corrisponde a circa 200.000 euro, totalmente priva di autorizzazioni amministrative e sanitarie. Il gestore bengalese è stato denunciato. Adesso c'è una pausa brevissima, torniamo tra poco con una pagina dedicata allo spettacolo. Seconda parte di Sicilia 24, un cast di stelle internazionali che sicuramente percorreranno il red carpet a Taormina in occasione del Taormina Film Fest. La prossima edizione, quella praticamente in partenza il 23 giugno, è stata presentata ieri alla Regione. Sentiamo Marco Gullà. Riflettori accesi sul Taormina Film Fest dal 23 giugno al 1 luglio, parata di stelle a Taormina da Johnny Depp all'intero cast dell'ultimo Indiana Jones con Harrison Ford in prima fila tra gli eventi di punta del palinsesto. La conferenza stampa di presentazione a Palazzo d'Orleans a Palermo, un grande momento come sempre per la Sicilia e per Taormina. Ho lavorato in questo anno, che è il primo anno della mia sovrintendenza alla Fondazione Taormina Arte Sicilia, con questo unico e fondamentale scopo, quello di restituire alla Sicilia, attraverso la Fondazione Taormina Arte Sicilia, un messaggio culturale importante che ritorni al mondo, dando la consapevolezza che questa fondazione illustre ha ricominciato un percorso di crescita, di produzione, di creazione. Le anteprime dei film a Taormina Film Fest saranno concentrate nelle serate in programma al Teatro Antico. È un onore per me ricoprire questo ruolo, essere il direttore artistico alla Fondazione Taormina Arte Sicilia, e questo sarà veramente un anno zero, un anno di rinascita per la Fondazione, che finalmente tornerà a produrre, che finalmente tornerà anche ad avere dei nomi di assoluto rilievo tutti assieme nella stessa stagione. Anzi, devo dire la verità, tutti questi nomi della lirica, per esempio, nella stessa stagione a Taormina non si sono mai visti. Ovviamente il festival è un importante gancio turistico, tantissime le presenze previste. Siamo davvero soddisfatti di questo cartellone che la Fondazione Taormina Arte è riuscita a produrre per questa stagione estiva. Tra l'altro molti eventi, diciamo, di una certa importanza, di lirica, prosa, che certamente richiameranno quei viaggiatori, quei turisti, soprattutto esteri. Per il presidente della regione Renato Schifani un grande momento per la Sicilia, sempre più in prima fila anche sui festival internazionali. E ieri a Catania è stata anche la giornata di presentazione del nuovo cartellone del Teatro Stabile appunto della città, un programma che tra l'altro mira a coinvolgere le giovani generazioni. Il servizio di Emanuela Corsi. 15 spettacoli a Sala Verga, 12 a Sala Futura, 4 formule di abbonamento e un progetto scuola composto da 3 spettacoli e matinè. Sono i numeri della grande stagione 2023-2024 del Teatro Stabile di Catania. Ad aprire la programmazione a novembre sarà una riduzione teatrale di Anna Karenina, firmata dal direttore Luca De Fusco. Abbiamo pensato che in un momento in cui ci sentiamo tanto politicamente lontani dai russi, però culturalmente dobbiamo invece sentirli parte della cultura
figura europea come sono. E poi abbiamo scelto Anna Karenina anche perché è una grande storia, è un grande romanzo, e la nostra stagione fatta di diverse scelte di abbonamenti che seguono i diversi gusti del pubblico, appunto pensa di essere la prima stagione del dopo Covid a tutti gli effetti, e quindi grande, speriamo, anche come afflusso del pubblico. Tra gli attori in scena durante la stagione Galatea Ranzi, Lucia Lavia, Maria Paiato, Isabella Aragonese, Emilio Solfrizzi, il grande Tuccio Musumeci e la poliedrica Lina Sastri. La Sicilia fa parte del mio cuore, ci vengo spessissimo con i miei spettacoli, quindi per me è un ritorno molto felice. Lina Sastri sarà la protagonista a fine gennaio di Nozze di sangue, opera del poeta e drammaturgo spagnolo Federico García Lorca, firmata dal regista Luis Pascal. Ho tentato di fare un'operazione a rischio, però ci sono tante cose fra la Sicilia e la Spagna, il sud, García Lorca del sud, questo sangue caldo, questo modo di esprimersi, questi paesi chiusi, questi rapporti di famiglia così violenti a volte, che sono esattamente uguali. Debutto speciale alla presentazione del cartellone del neosindaco Enrico Trantino, che ha ricordato la grande tradizione teatrale catanese e non solo. Il nostro teatro ha una sua valenza storica nel panorama italiano intero. Siamo riusciti nel passato a inventarci, grazie alle opere di Verga, di Martoglio, ciò che poi sarebbe stato preso, rubato da tutti quanti i teatri d'Italia, non solo d'Italia. Le nostre tradizioni sono note a tutti, adesso dobbiamo cercare di approfittare del momento straordinariamente favorevole perché il teatro diventa anche attrazione di turismo. Tra i protagonisti del cartellone anche il celebre attore Leo Gullotta, punta di diamante della stagione nella Sala Futura, la più piccola del Teatro Stabile. Un'altra pausa, poi il calcio. Il calcio adesso con il Catania che si separa dal mister Ferraro e va alla ricerca di un nuovo allenatore con tante opportunità, tanti nomi nel taccuino di Laneri. Il Palermo invece riparte dai gol di Brunori che prolunga fino al 2027 con la squadra e ci dice tutto però Tonino De Mana. Arriva il patron Pelligra e parte Giovanni Ferraro. Il tecnico della promozione saluta con un bilancio più che soddisfacente: 29 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte in 37 partite disputate. Numeri importanti che non sono bastati per restare al timone del Catania, che ad agosto ripartirà dalla Serie C con l'obiettivo di tornare tra i cadetti. È un comunicato diramato nel tardo pomeriggio di ieri a sancire la separazione nell'aria ormai da tempo, sin dalla pool scudetto, quando il tecnico di Vico Equense si presentò davanti ai nostri microfoni visibilmente commosso. A volte siamo troppo superficiali a condannare una persona e questo mi dispiace perché davvero sono state tante notti insonni che abbiamo fatto insieme allo staff solo per questa maglia e per raggiungere questo obiettivo. Le sue parole e gli occhi lucidi lasciavano presagire quel che in realtà è accaduto. Il dopo Ferraro è già cominciato, il Catania sfoglia la Margherita alla ricerca del nuovo condottiero, tanti nomi accostati alla panchina rossazzurra, Tabiani, Javorcic, Pazienza, Baldini, Caserta, ma il casting è lungo. Si avvicina l'ora delle scelte e l'arrivo in città di Pelligra darà il via ad una serie di operazioni che ovviamente dipenderanno dal budget da mettere sul tavolo per pianificare la nuova stagione. Mercato in stand-by, ma pronto ad essere avviato con innesti di qualità che verranno integrati ad una più che discreta base di partenza. E siamo al Palermo che invece riparte da Corini e Brunori con il capitano che ha prolungato fino al 2027. Lo vedete sorridente in questa foto sul sito ufficiale della società rosanero, che poi ha postato un video con i gol del Bomber che quest'anno sono stati 17, di cui 4 sul rigore. Legittima la soddisfazione dell'attaccante che punta alla Serie A ma da conquistare ai piedi del Monte Pellegrino. I progetti del City Group sono ambiziosi e dopo una fase di assestamento può partire l'operazione promozione. Per questo motivo, oltre ai rinnovi di Brunori Gomez e quelli imminenti di Piacelli e Buttaro, la dirigenza lavora per rafforzare la difesa. 49 gol al passivo sono stati troppi, hanno compromesso l'accesso ai playoff. Basti pensare che il Frosinone, primo, ha subito soltanto 26 reti e dal Frosinone via Lecce potrebbe arrivare Lucioni, pilastro difensivo e pupillo di Corini, pronto ad affidargli le chiavi della difesa.
La pallavolo adesso con la Saturnia che ufficialmente in Superlega e la CDA della Lega Pallavolo di Serie A ha ratificato la domanda di subentro a titolo gratuito della società catanese al posto della rinunciante Vibo Valencia. Entro il 21 giugno l'iscrizione al campionato andrà perfezionata con il deposito della documentazione richiesta sulla quale la società è già al lavoro. E adesso ci fermiamo, il telegiornale finisce qui, io vi do appuntamento con l'informazione su Telecolor alle ore 14, vi lascio in compagnia di Michele Cucuzza ed Emanuela Corsi per il consueto appuntamento con Buongiorno Sicilia a tutti voi, buona giornata.